Buongiorno, benvenuti in diretta su Unica Radio. Stamattina si parte presto perché è venuto un ospite mattiniero, no? Sì? Boh, sì, abbastanza. Abbastanza mattiniero che insomma è venuto a raccontarsi un po' ai nostri microfoni. Parlo di Gianluca Margiani Marras. Mariani, come direbbe molta gente. Come direbbe molta gente, noi lo chiamiamo semplicemente Margiani. Stamattina partiamo proprio da qui, da questo nome che in realtà all'inizio era Mariani Aresti, poi è rimasto solo Margiani, significa in sardo volpe. Significa Quindi volpe, sì. hai fatto questa scelta, insomma, perché sei particolarmente affezionato a questo animale o perché ti piaceva il nome? Ma è una scelta abbastanza casuale. Infatti se vai a vedere Marras, Gianluca, quindi è stata veramente una combinazione, però poi come spesso succede, non so, i nomi ti restano attaccati e acquistano dei significati che magari all'inizio non hanno, quindi ho deciso di tenerlo, ho tolto l'Aresti che all'inizio... Perché Aresti? Che Aresti? Aresti perché molti dicono che non sono esattamente la persona più espansiva del mondo, ma io contesto assolutamente questa cosa, sono simpaticissimo. Come Tu sei tipo. un disegnatore, artista, illustratore, insomma, sono tante le definizioni che potremmo dare, però in realtà, insomma, come tu ti definisci? Io non mi definisco, nel senso che è molto difficile, penso, oggi come oggi, soprattutto, riuscire a dare una definizione spesso se uno non fa qualcosa a livello professionale della propria attività. Disegnatore forse è la definizione più semplice perché disegnare in effetti poi alla fine è quello che faccio, non faccio altro, disegno e poi questi disegni possono assumere la forma e i connotati di un'illustrazione oppure di qualcosa di più vicino ad un artwork, quindi un prodotto artistico e via dicendo. Ecco. Diciamo che disegnatore forse è la cosa che preferisco perché comunque si richiama l'attività in sé, che poi è la cosa più importante, no? Cioè le etichette, le definizioni sono una cosa che lasciano un po' il tempo che trovano. Il disegnatore forse ti lascia ancorato ancora a un mondo che è quello del blocco, della matita, del colore, che Assolutamente. ti lascia ancora distante forse da un certo mondo digitale, anche se credo che oggi il digitale sia imprescindibile. Ti piace questa definizione? Allora, non saprei dirti se il digitale è imprescindibile, credo che ci siano moltissimi artisti che riescono a non usare il digitale e vivono tranquillamente senza il digitale. Per quanto mi riguarda, sì, io continuo ad usare matita e blocco e poi, come insomma, si può vedere magari dai miei lavori, praticamente sempre il tratto di matita diventa poi un tratto digitale tramite Photoshop o tramite comunque gli strumenti di carattere appunto elettronico e digitale che la tecnologia ci consente di usare. Sicuramente per quanto mi riguarda è più facile comunque avere davanti un foglio, avere una matita e poter dare, come dire, poter avere un contatto diretto appunto con i media tradizionali che poi sono quelli che tutti abbiamo iniziato ad usare da bambini, no? Da bambini non è che si inizia con la tavoletta. Torniamo, chiudi gli occhi e iniziamo la psicanalisi. Ecco, esatto. Come, come inizia a disegnare Margiani? Ma come iniziamo tutti i bambini? In realtà noi disegniamo tutti. Quando si facevano i temi alle elementari, ecco, esatto, bisognava allegare il disegnino. Esattamente. Tu già avevi idea già di qualcosa oppure eri come tutti i bambini che disegnano casettine, montagne, fiumiciattoli? Ecco, allora, questo è un discorso un po' particolare, nel senso che tutti i bambini disegnano, tutti. Non conosco dei bambini che a un certo punto non vengono affascinati da questo tipo di attività. Io mi ricordo distintamente che a un certo punto non so chi mi avesse regalato quelle che al tempo, essendo io purtroppo antico, una penna a pennarello che sono in realtà quelle, non era un'uniposca, era una banalissima penna inchiostro liquido, insomma una cosa di questo tipo, e mi ricordo che a un certo punto questo strumento mi sembrava
minchia, una cosa fighissima, è incredibile, ho iniziato a disegnare meglio di come avessi mai fatto fino a quel momento. Quello fu una svolta. Allora, per me la svolta è stata quella penna pennarello, lo so. Ma ce l'hai ancora? Ma penso che sia bruciata all'inferno insieme a miliardi di altre cose di quel periodo. Però sì, ho questo ricordo nitido di questa cosa qua. Poi appunto alle elementari un altro ricordo, vedi, sempre siccome è una seduta questa psicanalitica, ho questo ricordo bellissimo del primo giorno di scuola delle elementari in cui io ero in realtà in grado di disegnare leggermente meglio di quello che poi alla fine ho fatto. La maestra ci aveva chiesto di fare il nostro ritratto. E ho fatto una minchiata incredibile, tipo cioè una 4 linee e un tondo al posto della testa. Non lo so perché questa cosa. Quindi la maestra sicuramente quando ha visto avrà pensato, povero bambino, cioè un talento proprio incredibile per i disegni. Però poi in realtà nello sviluppo del tempo la realtà è che quando tu dici bene, no? Quando c'erano tipo i temi o i dettati cui dovevi accompagnare anche il disegno, io solitamente dedicavo molto più tempo al disegno. Stai un po' più vicino al microfono. Molto più tempo al disegno piuttosto che al testo, insomma, che al contenuto che avrei dovuto. Infatti solitamente era tipo benino, benino, molto bene il disegno, però cazzo. Senti, hai scelto poi di studiare al liceo artistico? Oppure... No, io ho seguito un percorso completamente diverso, infatti diciamo che il mio sviluppo artistico è stato molto personale, molto legato a periodi e in certi periodi non ho proprio più preso la matita in mano, è sempre stato un rapporto un po' conflittuale, ecco, ed è una cosa che mi manca in realtà. Ma tu giri con uno zainetto, cioè nel senso un artista come te ha bisogno di avere sempre tra le mani eventualmente qualcosa, cioè io parlo per me, io ho per esempio sempre appreso un microfono, uno zoom ambientale, perché mi può capitare di trovarmi in una situazione che posso riuscire poi a raccontare. È in qualche modo la mia matita con il mio foglio. Tu hai bisogno di avere sempre qualcosa tra le mani, cioè la tua matita? Sì, io in realtà ce li ho a me come la coperta di Linux. Di Linux, Okay. come la coperta di Linux, molto spesso in realtà ce li ho per sicurezza, nel senso che se ho bisogno di fare magari uno sketch, uno schizzo a matita, almeno so che ho dietro una matita e un piccolo blocco che mi possa servire. Ma li porti in uno zainetto o basta una tasca? Zainetto sempre? Zainetto sempre come scelta di vita, insomma. Sì, parliamo appunto anche dei tanti lavori che poi in realtà fai ultimamente, vorrei che però ci si arrivasse gradualmente. Quindi questa passione, questa attitudine, come poi riesci a svilupparla e soprattutto come riesci a farla diventare un qualcosa che viene riconosciuto dagli altri? Perché oggi, insomma, sì, tanti hanno attitudini, però non credo bastino semplicemente i social, c'è bisogno di incontri, c'è bisogno di quel momento fondamentale che tutti abbiamo, che possiamo definire come il punto di svolta. A me è sembrato di capire che un po' il punto di svolta per te sia stato l'incontro con Arrogalla e con Lele Pittoni, che salutiamo. Ciao Lele. Arrogalla, ciao Lele, ciao siete molto belli. Soprattutto Arrogalla è un uomo che merita complimenti, merita abbracci. Vabbè, ma adesso tanto virtualmente non te li possiamo mandare, però ti abbracciamo tantissimo. Però ciao anche a Lele e ciao anche a Cicu, perché se in realtà non ci fosse stato Enrico Cicu, arriviamo a parlare anche di lui, però parliamo proprio di un progetto. La puntata in realtà è su Enrico Cicu, adesso sì? La diretta svolterà su Enrico Cicu e parleremo solo di Cicu. Però parliamo del progetto Malasorti. Che cosa è stato Malasorti? Allora, il progetto Malasorti è veramente, come dici tu, a un certo punto la casualità vuole che succeda un incontro, io reduce
tutte storie, da Immobiliare Fiaba, che era stata una bellissima collettiva tra l'altro all'Exma, curata con allestimento curato dallo IED, una collettiva veramente figa. E mi ricordo appunto che a un certo punto Enrico Cicu, che era andato a visitare questa collettiva, mi scrive e mi dice: guarda, c'è questo progetto con questi ragazzi, appunto, questo dynamic duo. Ma non vi conoscevate prima? No, non ci conoscevamo. Ah, quindi è nata tutto così. Sai Sì, che sì, sì. in quell'estate lì, che se non sbaglio è l'estate 2013, Esatto. io ospitai Lele e Francisco, che mi parlarono benissimo di te, ma io credevo foste amici in realtà di lunga data. No, ma non siamo neanche adesso siamo Ah, amici. no? Scherzando. No, in realtà l'incontro è avvenuto tramite Cicu, che ci fece incontrare. Insomma, il progetto era già nato. Allora avevano già fatto un video molto figo, tra l'altro, dove avevano usato delle cose molto particolari, dei nichos, delle cose messicane, e l'idea era molto 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 interessante, perché poi a me piace quell'immaginario del messicano, dei teschi, delle Calavere. calaveras. E infatti Cicu esordì con questo: come sei messo a Calaveras? Boh, cioè, che cazzo? Non lo so. Come sei messo a Calaveras? Ma fai vedere un po'. Fammi vedere. Ma ne ho un non- paio in tasca. Aspetta, nel frattempo scrive Nicoletta Schirru: anche per me prima volta che seguo una diretta solo per Margiani, bravi e grigi entrambi. Perché grigi? Non lo so, evidentemente Forse il oggi- colore, oppure siamo grigi Se- veramente. Forse è un po' come il film di Woody Allen in cui Esatto. Robin Williams appare sfuocato. Esatto. Si sente oggi ci sentiamo grigi? No, c'è anche una giornata discretina. Nico Massa che scrive: e facci un disegnino live. Ciao Nico. Ciao, Nico. E ciao Nicoletta. Ciao. E Stefano Racci scrive: la prima volta che seguo in diretta una diretta, e il motivo è che siete due che nei rispettivi campi siete più che competenti e non ve la tirate. Beh, che Ed è non un me la piacere tiri, è sentirvi. tutta da vedere, Beccatevela cioè. oggi che è sabato e sono di buon umore. Ciao Ste. Ciao, Grazie. Ste. Come si fa a tirarsela? Bisogna fare i fighi. Io se mi ci impegno ce la faccio. Quindi mi dice, attraverso Enrico Cicu arrivi a questo incontro che è stato importante e decisivo. Hai curato Ho curato tutto, non è vero, no, ho fatto le Sei illustrazioni. tu che truccavi? No, era... chi è che faceva i trucchi? Aspetta. Vabbè, poi ci viene in corso, dai. Era Lucchino, era Luca Caboi Luca Luca Caboi. che faceva i trucchi. Ciao Luca. Ciao Luca. Cavolo, bellissimi i trucchi tra l'altro. Sì, era una figata. Progetto veramente riuscitissimo, una cosa meravigliosa. Io mi ricordo infatti di te perché avevamo fatto il live All'All Square e ci io eravamo non- conosciuti lì. Esatto, e io non volevo essere truccato, tra l'altro, perché No. quindi ho fatto Non sei stato truccato alla fine. No, io ho fatto tutto il live di spalle come un corvo con il cappuccio abbassato. Infatti ci sono delle foto, veramente sembrava un sabba più che un concerto. Però sì, là è stato, da un certo punto di vista è stata veramente una svolta, perché comunque per chi è abituato a disegnare molto spesso, cioè chi disegna solitamente preferisce stare lontano dai riflettori, tra virgolette, e non esporsi più di tanto. Là invece è stata proprio un'esperienza che mi ha fatto capire quanto in realtà sia importante avere un contatto diretto con le persone, con chi ti segue, con chi magari vuole vedere anche come disegni live, che è una cosa un po' faticosa, però è bello perché dà appunto a chi ti segue, a chi ti guarda la possibilità di vedere che non è che sono cose che nascono dal nulla, ma che c'è insomma un lavoro, una progettazione importante dietro, uno studio. ma anche magari un'improvvisazione, però l'improvvisazione richiede ovviamente insomma un po' di esperienza alle spalle che ti permetta di gestire la cosa. Ecco, Malasorti è un progetto che è ancora attivo? Malasorti nel senso che esiste ancora. Malasorti sì. è un progetto attivo con tempi che sono suoi. Però è assolutamente un progetto attivo. Ci siamo sentiti tra l'altro anche da poco con Emanuele, abbiamo detto che questa primavera insomma dovremmo iniziare
a rilavorare sul progetto e quindi prossimamente si vedrà qualcosa di nuovo dai ragazzi. Ecco, Enrico Ciccu, altra persona molto importante nel tuo percorso, persona che sta in Giappone, terra alla quale tu sei particolarmente legato. Sì. Mi sa che ho detto abbastanza, poi puoi continuare tu. Sono molto legato al Giappone, indubbiamente. Il Giappone e la cultura giapponese sono per me un punto di riferimento molto importante non lo so, semplicemente per una comunanza, una vicinanza di mood, di ideali, di cultura anche visiva. Io trovo molto 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 interessante tutto quello che non tutto, per carità, ci sono anche delle cose abbastanza trash, come appunto molto spesso si vede, no? Nei video che magari si possono beccare su YouTube. Sono sicuramente una cultura estrema dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista visivo, però insomma per me sono dei grandissimi punti di riferimento, tanto i pittori storici come Okusai e altri, quanto anche la letteratura giapponese che da Mishima ai più recenti Murakami ha una capacità come dire, di entrare nel profondo dei sentimenti umani, molto più di quanto probabilmente riesca a fare quella occidentale. Non sempre, anche poi in Occidente. Quante volte sei stato in Giappone? Neanche una, però no, neanche una. Prossimamente mi ripropongo però di... Sì, perché assolutamente, anche perché dalle tue... aspetta che qui ci scrive Angela Marras, ma sei venuta in diretta oggi ho avuto un buon risveglio. È mia cugina, quindi... io sto seguendo perché ero curiosa di sapere che voce ha Margiani, Isabella, Isa. Una voce profonda. La prima cosa che ha detto Gianluca oggi quando è entrato in questa cabina, si è messo le cuffie e ha detto adesso posso rappare. Sì. Ecco. Aspettate 10 minuti e inizia a rappare su una base della Dark Polo Gang, tra l'altro, perché a me piace la trap, non le cose vecchie. Quindi mi dicevi, io sto programmando e vorrei assolutamente andare il prima possibile. Ma andare per rimanerci un po', immagino. No? Andare per fare un'esperienza che in questo momento avrei bisogno di fare, staccare un po' con Cagliari e vedere soprattutto Tokyo e dintorni che insomma per me hanno un significato particolare. Quindi adesso vediamo, mi dovrebbe ospitare Cicu. Se glielo puoi chiedere. Cicu, ma ci siamo già sentiti, ha già detto che mi ospita, quindi non sa quanto rimango, però è quello il problema. Lui è convinto che rimanga poco, invece starò lì per un anno, probabilmente 1 o 2 anni. Lavandoti, parti con 3 mutande e te le lavi. Esatto. Come si fa poi quando si allungano i viaggi. Mandami via dopo. Chiama la polizia giapponese per mandarmi via, dai, ti voglio vedere. Quindi da Malasorti poi che cosa succede però? Sai che non me lo ricordo. Da Malasorti il percorso è stato abbastanza fluido. Ci sono state poi un paio di collettivi, un'esperienza molto 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 bella e interessante è stata quella con i ragazzi di Studio UFO. Nel 2014, quindi i primi mesi del 2014, è stata un'esperienza molto bella perché c'è stata una serie di collettive che hanno messo insieme un po' tutte le voci che c'erano in quel momento a Cagliari, tutti gli artisti, mettiamola così, anche, non è che dico artisti mettiamola così perché non voglio definire artisti, ma perché la parola artisti, come dicevamo prima, può avere diversi significati e molto spesso magari uno è un illustratore, un videomaker. Diciamo che lo usiamo come contenitore e diciamo appunto artisti. Ha messo insieme quasi tutti gli artisti che in quel momento operavano sul territorio ed è stato molto figo in realtà perché ha permesso a diversi di noi di conoscerci e non ci conoscevamo, di confrontare le nostre esperienze che sono quelle appunto di chi si trova a fare delle cose a Cagliari, che è una città viva, bella e via dicendo, ma che magari dal punto di vista economico e lavorativo, per chi vuole vivere magari appunto di arte o comunque delle sue passioni, è un po' problematica. Ma io qui volevo arrivare anche perché in qualche altra intervista hai parlato di questo aspetto. Cosa significa fare arte a Cagliari? Nel senso che è una città che comunque credo stia crescendo.
ultimamente, ma voglio capire, vederla dal tuo punto di vista. È difficile capire se sta crescendo o se non sta crescendo. Sicuramente ci sono un sacco di cose, le iniziative non mancano, ci sono moltissime mostre, moltissime persone che fanno cose. Il problema è che probabilmente a monte, cioè il fatto che l'impressione che io ho in generale è che Cagliari sia una città che dal punto di vista economico stenta, non soltanto nel settore artistico, nel settore Nel senso che ci sono culturali. poche possibilità per chi come te lavora appunto di arte, e quindi ci sono poche possibilità economiche, poche proposte. Poche possibilità economiche, ma perché l'economia, Non che non ci siano... l'economia cagliaritana credo che abbia qualche problemino di base. Basta vedere, insomma, basta farsi un giro in certe zone della città per vedere quanto è facile che un negozio che apra, un'attività che apra il mese prima e il mese dopo stia già per chiudere. E questo ovviamente condiziona tutto. È ovvio che non so, dal punto di vista appunto commerciale ci debbano essere delle difficoltà ovviamente correlate al fatto che in generale appunto i soldi sono pochi, però ci sono delle persone che riescono comunque a vivere di questo, e questo richiede ovviamente spostarsi, girare, cambiare città ogni tot, partecipare a delle cose che ci sono fuori, cioè fuori da Cagliari sicuramente c'è maggiore possibilità di economizzare, ecco, che non è in realtà la parola giusta, commercializzare quello che si fa, piuttosto che rimanendo qua. Poi chiaramente dipende moltissimo anche là dal tipo di attività che si svolge. Magari per un illustratore è più facile, se ha un giro di clienti di un certo tipo, rimanere fermo in un posto e lavorare sul posto a favore di più committenti che si trovano magari, che ne so, uno a San Paolo, uno a Tokyo, uno a... Hai già avuto modo di lavorare in questo modo? No, No. sinceramente non ho mai avuto clienti stranieri, ma speriamo di sì, averli. Perché no? Perché no? Anche Sì, vista la crescita che stai avendo, Speriamo. parliamo anche dei tuoi disegni. Come possiamo definirli? Perché io fatico, è sempre brutto dare un'etichetta a qualsiasi cosa, perché poi credo che, come diceva Pinuccio Sciola, l'opera d'arte viene definita da chi la guarda. Io posso dirti che qui vedo Qua abbiamo nel sito, abbiamo caricato Sì, una siamo parte, sul sito siamo margiani.it. www.margiani.it. Margiani con la J, Con la J. poi ve lo mettiamo anche a corredo di questa intervista. Bello dire a corredo, quando dico così mi sento sempre un po' Giorgio Mastrota, non lo so perché sono quelle parole Io chiave ogni che giorno ti mi fa... sento Giorgio Mastro. Davvero? No, non è vero. Ah, ok, No, però ci stava non volevo bene. dire. Non volevo dire. Sono delle opere che insomma, Allora, per esempio, queste... parliamo di qualche immagine che poi Ecco, vediamo sul questo tuo è un progetto, sul tuo per sito. esempio, che Quello che hai fatto per il Dubau là, per il Dubau, grazie Music al mio Festival. amico Nicola Massa, che non so se sta ancora seguendo. Sì, Se- ci ha scritto tra se, l'altro. se stai seguendo, palesati. Ha scritto: Margiani, parlaci delle tue storie di Instagram. mentre Assunta Caria scrive: sono felicissima di vedere che stai crescendo e facendo ciò che ti piace, ti voglio sempre più artista. Grazie, Assu. Francesco De Simone scrive: ti sviso in diretta, occhio. Donna Ugo. Mentre Nico Massa gli scrive: la voce dell'anima 77 777. Dark Polo Gang, perché noi sogniamo in realtà di essere... Quali sono le tue dei storie su membri. Instagram? Sono molto belle le mie storie su Instagram. Sono io che cammino e vado nei posti. Infatti quando si sveglierà Antonio Pintus lo conosciamo, Antonio è il degno compare di Nicola, è un carissimo amico, una persona super brillante, paraimpo e via dicendo, che è amante però non della mia attività artistica, ma solo delle mie storie, no, sto scherzando, ma soprattutto delle mie storie su Instagram, dove io non faccio nulla, io cammino e mi filmo mentre cammino. No, dicevamo, questa storia del duo, allora il progetto del duo è molto molto bello, è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, perché innanzitutto avere una foto di Chaos One con un tuo adesivo, Chaos One per me che vengo dagli anni 90, che insomma ho adorato il rap old school di Neffa, Chaos e via dicendo, è stata una soddisfazione pazzesca. E poi è stato molto molto interessante perché in questo caso
abbiamo fatto proprio un intervento diretto sul posto, nel senso che abbiamo creato questi posteroni con i vari artisti, cioè Io sono un cane, per esempio, l'Irranaldo, appunto Chaos One, il Panda in Diavolo. Abbiamo fatto dei posteroni che sono stati allestiti in una maniera molto 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 smart su dei pallet e lasciati in giro per il paese a disposizione della gente. Poi abbiamo fatto degli adesivi sempre di questi artwork che sono stati distribuiti all'ingresso. Figo, cioè è molto bello lavorare appunto su cose del genere. Ma queste idee vi sono venute insieme? Come avete deciso poi di lavorare in questo modo? No, allora sono io che proponi? Di fronte alla ho sempre pensato che sarebbe stato molto figo fare un tipo di lavoro di questo tipo, cioè creare dei ritratti che poi non sono dei ritratti ma dei characters proprio, cioè non è una interpretazione fedele dell'artista, ed è una cosa che secondo me è particolare, nel senso che poi l'artista magari arriva in paese, no? Arriva a Baulado e si ritrova il pallet con il suo ritrattone gigante. Ed è figo, basta. Continuano a scriverci, poi continuiamo. Elena Vavenotti scrive Margiani come Gigi Riva. Ma sì, uguale proprio. E Vincenzo Palla scrive sfascia tutto. Sfascio tutto. No, qui no. Vincenzo, adesso finisco. Non può sfasciare tutto. Distruggo tutto, sfascio tutto. Tra un po' il rap, ragazzi. Tra un po' il rap. Quindi arriverà il momento rap. Esatto. I disegni che hai fatto poi per il Du Bauladu Music Festival hanno però visto anche un intervento digitale. Qui c'è un lavoro. Assolutamente sì. Quello era il periodo pattern, che è già finito. È già finito il periodo pattern. Ho utilizzato dei pattern per appunto creare magari un effetto più texture sulle parti e niente. Io solitamente seguo molto come dire, gli istinti del momento, anche magari se non sono di moda o se non sono esattamente convenzionali. La scelta di usare dei pattern è stata veramente un processo spontaneo e mi sembrava che desse più struttura a quel tipo di illustrazioni che sarebbero rimaste molto, molto meno dense, però se le rifacessi adesso non userei i pattern, per esempio. Vai a ispirazioni. Come ogni artista vivi dei periodi, dei periodi di studio. I miei durano settimane, solitamente quelli degli artisti veri durano anni, i miei durano settimane. Vabbè, che vuol dire? Oggi giorni, ore, tipo mi sveglio la mattina, la sera sono già finito il periodo. Vabbè, sono sempre periodi. Che cos'è il tempo in realtà? Che cos'è il tempo in realtà tempo? Rispetto all'età dell'universo? Cioè, cos'è un anno rispto a un giorno? Cioè, abbiamo iniziato in maniera psicanalitica, stiamo continuando in maniera psicedelica. Se ti dico Unconventional Chocolate, è l'ultima cosa che ho fatto ed è stato un evento molto carino, organizzato dalla Regina Margherita, che ha visto un'altra volta insomma una collaborazione con altri tipi di realtà. Come sei arrivato a questa realtà, a questa collaborazione? Cioè, in generale, rispetto ai progetti che hai portato avanti, come arrivano le collaborazioni? Ti chiamano? Molto spesso, sì, a volte mi chiamano. Poi sono persone che conosci, con le quali sono persone che conosco, con rapporti di amicizia, rapporti di parenza. Nel caso di Unconventional Chocolate, per esempio, è un evento organizzato da mia sorella, che voleva fare un evento sul cioccolato lì a Regina Margherita e ha pensato che si potesse appunto creare un connubio tra delle realtà assolutamente già avviate come Choco Gioia, che è Ruben Pili, che è un ragazzo in gambissima che ha tirato su un'attività incredibile, super avviata e super figa, sono sperate. Teofil, che è un'altra ragazza veramente super in gamba che si occupa di te, lo fanno in una maniera veramente eccezionale, con una passione, perché comunque le realtà ci sono, ecco, è quella la cosa da dire, in Sardegna, a Cagliari, e anche le possibilità ci sono, bisogna svegliarle. Bisogna svegliarsi, perché effettivamente poi tendiamo tutti un po' a voler rimanere nella nostra zona di comfort, bisogna correre. Parli di zona comfort, questo è importante perché la zona comfort ci lascia, ci tiene nell'ambito della psicologia, però è vero, cioè la zona comfort, lo spieghiamo brevemente, altro momento dedicato alle
insomma, non è un po' filosofia, psicologia, psichedelia, tutto un po' rimane... Psicoterapia. La zona comfort è la zona nella quale noi stiamo, esatto, di comodità, finché tutto va bene, non ci rompiamo, esatto, vogliamo star lì. Però in realtà molto spesso è necessario rompere questa zona comfort per poi conoscere sì, altro e conoscere noi stessi soprattutto. C'era da poco infatti questo video che girava di questo tipo con la barba. Pensa che il livello di attenzione che ho io per i contenuti di Facebook, che c'era lo stimolo che fa crescere l'aragosta, il dolore, e minchia, sembrava una cosa molto figa. Poi quello che ho pensato è sì, l'aragosta cresce, minchia, quando cresce te la bolliscono viva nella... Angela Marra scrive profondi. Minchia, profondissimo. Francesco Mele ci scrive da Villanova a Tokyo, go Marcia. Con la Ifra. Tokyo. Fra. Mentre Vincenzo Palla continua a sfascia il locale. Ma perché tu sì, dopo. Godi di questa fama? Dopo, no, però evidentemente è quello che la gente vuole. Vuoi che tu sfasci tutto, però dopo sfasciamo parlavamo appunto della zona comfort, della necessità di crescita sotto diversi punti di vista. Una volta che nascono le collaborazioni, poi ti capita di continuarle anche? Sì, dipende, insomma, se si tratta di, insomma, se c'è stima reciproca, se si riesce a mantenere i contatti, assolutamente sì, non penso che un progetto, una volta che realizzi un progetto con una persona, poi questo non ti precluda la possibilità di continuare a lavorarci insieme, anzi, molto spesso la volta successiva si è anche un po' più maturi e si riesce a trovarsi meglio, però è molto importante quando si collabora con qualcuno avere insomma delle cose in comune, cioè avere comunque una visione di quello che si fa molto vicina, perché altrimenti si corre il rischio di uno va in una direzione, un altro va in un'altra. Io per esempio mi trovo molto bene con Arrogalla, ma non è un mistero. Sotto quale punto di vista? Ci piace molto bere, mangiare, no, nel senso che vai spesso a San Gregorio? No, non ci vado, spesso lui mi invita sempre, ma io a San Gregorio a Rogalla non ci vengo a San Gregorio, te lo volevo dire adesso in diretta, è inutile che mi inviti, non ci vengo a San Gregorio. No, ci troviamo molto bene insieme perché lui ha molta stima di quello che faccio io e io stimo moltissimo quello che fa lui e abbiamo dei gusti molto vicini, cioè a me dal punto di vista musicale piace molto quello che fa lui e lui trova quindi è più facile costruire dei progetti così insieme. Ugualmente con Stefano Guzzetti per esempio, che è un altro artista. Ciao Stefano, un altro artista enorme che sta crescendo moltissimo e che sta diventando veramente un artista importante con il quale mi trovo benissimo perché in che modo avete collaborato? Noi abbiamo lavorato sia ad un videoclip insieme a Giovanni Pintus dei Naked Panda, che ha curato le animazioni e il montaggio del video, un bellissimo singolo dell'ultimo album di Stefano, che si chiamava Mother, ed è nato perché lui aveva visto, anzi gli avevo regalato una stampa non mi ricordo se gliel'avevo regalata, a dire la verità, se avevamo fatto uno scambio, non me lo ricordo, di due balene. Lui si è innamorato di questo concept delle balene. Sì, il concept delle balene che viene ripreso anche sul tuo sito, nel senso che tu hai disegnato Cagliari che è sopra una balena. Questa è la mia condanna, questa Perché? balena. Perché? Sì, perché è la cosa che in realtà è piaciuta di più in assoluto dei miei lavori. La trovi sicuramente nella mia pagina Facebook, è la pagina di copertina, è l'immagine di adesso copertina. la andiamo a vedere, però continua a raccontarci appunto questo. E quindi aspetta, Vincenzo Palla scrive digli ho fatto che anche la copertina del mio EP. È passato molto tempo. Vincenzo, Francesco Mele ti risponde e dice è la Tokyo Sar. Ha ragione, Andrea Guti London grande Gian e Angela Mara ci scrive che si sta divertendo troppo. Questo non può significa allietarci, significa che siamo anche simpatici. C'ho una carriera in radio da portare avanti, anche da rapper, perché anche poi ci sarà il rap poi tra poco. Noi nel frattempo andiamo a cercare la balena. Potete andare sul profilo di Gianluca Margiani Maras per vedere appunto come l'immagine di copertina, che è una Cagliari
poggiata su una balena. È interessante questo È aspetto. nata per il... ne possiamo parlare? Sì, certo. Dovevamo finire in realtà prima quello di Guzzetti. Finiamo Guzzetti. Scusa Guzzetti. Stefano. Finiamo Scusa. Guzzetti, perché ci tengo molto al video che abbiamo realizzato per Stefano, perché è stato veramente un lavoro bello dal punto di vista emotivo, perché è un video molto, molto, molto particolare, molto, molto sentito. E nel caso, vedi, in questo caso Stefano mi ha detto più o meno quello che voleva, cioè non mi ha detto voleva quel mood, e su quel mood abbiamo lavorato, e abbiamo lavorato bene perché comunque c'era una comunanza di gusti, e avevamo le idee chiare sul risultato finale. Per quanto riguarda invece la balena, balena, sulla quale appunto riposa questa Cagliari, questa città bianca, è nata invece per il Marina Café Noir del 2015 forse del 2015, in occasione del reading molto bello, molto molto bello, di Francesco, di Giacomo Casti. Ciao Giacomo, salutiamo anche Ciao Giacomo. Giacomo. Ciao Giacomo. Francesco di Arrogalla e Gianluca Dessi, che è un bravissimo artista. Li salutiamo tutti, Salutiamo tutti, e abbiamo avuto l'idea di proiettare delle immagini e dei video durante questo reading, che era dedicato a Sergio Azzeni, che è una figura che per tutti noi che eravamo sul palco, ma penso per moltissima gente a Cagliari, è un punto di riferimento culturale assoluto e totale. Quindi hai lavorato ispirandoti a lui? Assolutamente, infatti la balena, cioè la città bianca, è rappresenta l'incipit del quinto passo dell'addio di Sergio Azzeni, quando Ruggero Gunale abbandona la città, che è un po' una cosa che accomuna moltissime persone che vanno via da Cagliari per un motivo o per un altro. Molte persone vanno via da Cagliari, chi per studiare, chi perché non riesce a trovare lavoro, chi per svariati motivi. Chi per trovare se stesso. Chi per trovare se stesso. E quindi questa immagine della città che dalla nave, no, che si allontana, appare questa città bianca, che è la città amata poi in realtà, perché io credo che anche chi parte molto molto spesso conservi un amore assoluto e totale per una città bellissima come Cagliari, perché Cagliari è bella, non c'è poco da fare, no? Sì, bellissima. È una città che magari ha ti dà poche possibilità a volte, ma è una città assolutamente molto bella, e quindi questa balena rappresenta proprio questo, quindi, ed è nata fondamentalmente anche questa per caso. Avevo bisogno di un'immagine che rappresentasse la prima parte del reading, non so, ho iniziato a disegnare molto di getto e molto di impulso, e alla fine ho pensato, perché non fare appunto la città adagiata su un animale. All'inizio avevo pensato ad una tartaruga, pensa un po'. Poi ho pensato, perché non una balena bianca, non una balena qualsiasi, una balena bianca. Moby Dick. E da lì è nato poi questo disegno che ha accompagnato, è stato appunto inserito all'interno, cioè ha accompagnato un progetto a Marina Café Noir. E poi è confluito anche su Dub Versus, che è l'altro progetto sempre di Giacomo Casti a Rogalla, che ha visto una Esatto. collaborazione anche di Lele Pittoni, insomma, sì, sono un stati sacco di tanti. gente, di Massimo Loriga, salutiamo anche Massimo Loriga. Okay. E appunto ha visto la collaborazione di tanti musicisti. Mi interessa capire oggi che cosa stai facendo, prima di salutarci, su cosa stai lavorando. Allora, sto lavorando su un bel po' di cose. Allora, domani abbiamo Home Swing Home, che è un evento molto, molto, molto interessante e figo, organizzato da Nicoletta Schirru, che ha deciso di creare appunto una serie di eventi nei quali appunto confluiscono sia house concert, quindi musica dal vivo, sia arte dal vivo appunto, per un numero limitato di persone, e questo permette ovviamente di stare molto più compatti e a chi partecipa di avere un contatto con chi fa musica o arte dal vivo. Poi cosa abbiamo? Ho una personale al Florio il 16 marzo. Sì, ne andremo a parlare, perché esatto, dovrai tornare, tu, tra l'altro. Dovrai tornare, quindi... Ci sarai anche tu, a cura di Giacomo Pisano, ci sarà un live a sorpresa con sempre dei protagonisti della scena cagliaritana, di cui non vi voglio fare i nomi però adesso, perché dovete venire il 16 marzo e lo scoprirete in diretta. Sì, stiamo lanciando un po' di sassolini, dai. Sì, la personale si chiama Da Young, riguarda appunto delle figure iconiche dell'arte contemporanea, che sono Keith Haring e Michel Basquiat.
Dopodiché ad aprile ci sarà un'altra personale al May Mask, su questo magari appunto parleremo magari più in là. Sì, Poi assolutamente. ho un'altra personale a maggio a Nuoro, insomma c'è un po' di roba da fare, dai. Tutta Bello, una un serie bel di- periodo quindi. È un bel periodo, diciamo di sì, è un bel periodo dal punto di vista artistico sicuramente, Ok. non Qui lo nego. Nico Massa ci scrive: sì, ancora in noi Zeus. Chiudiamo e ti saluto, ti ringrazio per essere venuto qui da noi. Voglio dire che Adesso rappo, adesso che tra chiudiamo. poco lui rappa, però si dice in sardo a chi non chistionara. Lui dice che in radio non gli piace parlare, mi sa che oggi qualcosa l'abbiamo portata a casa. A te, Sono ubriaco da ieri in notte, in realtà è per quello che a parlo. te il rap lo facciamo o lo lasciamo alla prossima? Forse alla prossima. Lo lasciamo alla prossima. Che cazzo. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi, a chi ci riguarderà. Tra poco sarà disponibile anche il podcast. Lo vedrete proprio a corredo di questa intervista. Ciao a tutti! Bella raga.